5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. FISE e Assambiente insieme a FISE Unicircular celebrano questa importante ricorrenza con la terza edizione di Impianti Aperti, la seconda ahimè in versione digital causa Covid. Di che cosa si tratta? Le nostre imprese aprono i loro impianti, sono 25 impianti in tutta Italia, e in questi impianti ci sono tutte le tipologie, diciamo, dei diversi trattamenti di rifiuti. Andiamo da discariche ben gestite come la famosa discarica della Filippa, a impianti di valorizzazione della plastica, a impianti per la termocombustione, a impianti di riciclo, a Melfi un impianto importante di waste to energy, di rifiuti industriali, impianti di gestione anaerobica per il trattamento della frazione umida. Sono impianti industriali che anziché lavorare altre materie prime lavorano i rifiuti e svolgono un servizio importante per la collettività, perché rifiuti ne produciamo e quindi i rifiuti vanno trattati in modo appropriato. Fino a qualche tempo fa l'idea che un impianto di lavorazione industriale dei rifiuti potesse in qualche modo aprire ai cittadini, a chi fosse curioso di scoprire cosa avviene all'interno di un impianto del genere, era quasi, diciamo, fantascienza. Lei ha la sensazione che qualcosa stia cambiando? Uno dei cavalli di battaglia dell'associazione che presiede è proprio quello di riuscire a scardinare, insomma, questo pregiudizio nei confronti degli impianti che trattano rifiuti. Lei crede che ci sia un maggiore avvicinamento fra l'industria dei rifiuti e i territori? Dipende di quali parti del paese parliamo. Ci sono parti dell'Italia, devo dire purtroppo il nord, che prevalentemente dove per motivi storici c'è una certa cultura nei confronti delle imprese, delle aziende, dell'industria, e parti del paese invece in cui sembra che gli impianti industriali ancora rappresentino chissà che cosa. Se Napoli, diciamo, non è in crisi è perché si è realizzato il termocombustore di Acerra, che peraltro viene considerato uno dei migliori d'Europa. Io credo che tutti ci ricordiamo le battaglie durate anni che hanno portato anche all'incriminazione di Bassolino, poi assolto, intorno a quell'impianto che invece, diciamo, è il modo per fare piazza pulita di tutti i fenomeni malavitosi che possono essere legati al trattamento dei rifiuti. Siamo riusciti a far capire che anche questa benedetta economia circolare nel mondo dei rifiuti la si fa realizzando degli impianti che li trattino i rifiuti, che li riciclino, che li smaltiscano, che li usino, che producono energia. Bisogna insistere soprattutto su quei territori dove ancora non è mai stata radicata una vera cultura industriale. Ahimè, mi duole dirlo, ma sono soprattutto i territori del sud, dove peraltro c'è un gran bisogno in questo momento di creare infrastrutture e impianti per rispondere a quello che l'Europa ci chiama a fare. È uno strano paradosso, no? Perché dove più ci sarebbe bisogno, più c'è invece opposizione e mancanza di accoglimento, no? La Lombardia è autosufficiente completamente, anzi riceve rifiuti dal resto d'Italia, no? E pur tuttavia si continuano a sviluppare nuovi impianti con una certa tranquillità. Abbiamo mai sentito parlare di una crisi dei rifiuti, che ne so, a Parigi, a Londra piuttosto che a Berlino? No, perché fanno le cose che si devono fare e basterebbe che noi facessimo le stesse cose che fanno loro o che fa la Lombardia, il Veneto, il Piemonte. Succede anche molto spesso che le nostre tecnologie, il nostro know-how siamo costretti ad esportarlo anche nei paesi che ha citato lei, proprio perché in Italia certe cose non si possono fare. Noi abbiamo delle eccellenze e gli impianti che lei ha citato prima cercheranno di metterli in vetrina attraverso questa iniziativa che parte appunto sabato 5 giugno. Noi invitiamo a prendere visione di tutti i video che saranno pubblicati da sabato appunto sul portale dell'associazione FISE Assambiente e saranno condivisi anche su Ricicla TV. Quindi vi accompagneremo per tutto il mese di giugno in questi piccoli tour all'interno di grandi, importantissimi impianti industriali che da nord a sud risolvono il problema dei rifiuti nel nostro paese. Grazie mille Presidente per questa breve chiacchierata e a presto.